236 nuovi carabinieri appena usciti dagli istituti di formazione assegnati alla Legione Veneto. Sono i militari che andranno a rafforzare il comparto sicurezza nella nostra regione per garantire ulteriori servizi sul territorio. Sono 38 i carabinieri neopromossi assegnati nei giorni scorsi alle varie articolazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. Sono ragazzi di età compresa tra i 20 e i 25 anni, 8 di loro sono donne e prenderanno servizio nelle nostre stazioni carabinieri operanti su tutto il territorio della Marca trevigiana. Giovani carabinieri che saranno assegnati alle stazioni distribuite in tutta la Marca e che rappresentano un punto di riferimento in termini di legalità e sicurezza, ma anche un punto di contatto con i cittadini. Cittadini che chiedono sempre più presenza nei propri comuni di uomini e donne in divisa di fronte ad una microcriminalità che crea inquietudine e paura. Furti, scippi, rapine, ma anche truffe che hanno modalità sempre più ricercate per trarre in inganno la vittima di turno. Una prima importante risposta arriva proprio grazie a queste nuove risorse che non solo garantiranno il naturale turnover, ma soprattutto rafforzeranno il legame tra il corpo dei carabinieri e i cittadini. Per questi 236 militari il nuovo lavoro nelle stazioni rappresenta l'occasione per capire quelli che sono i valori rappresentati dalla divisa che indossano, ma anche una prima tappa di una futura carriera nell'arma.